Il recupero della 31esima giornata del girone I di Serie D regala spettacolo ed emozioni dopo il rinvio dello scorso 12 aprile, quando il forte vento di Scirocco aveva imposto lo stop. I Gea Virtus e Vibonese tornano in campo e a sorridere questa volta sono i giallorossi che ritrovano il sorriso dopo 2 sconfitte di fila. 3 punti fondamentali non solo per il morale ma anche per una classifica che torna a muoversi. Partenza vivace, ritmi subito alti, all'8° e Squillace a rompere gli indugi con un sinistro che si impenna e termina alto sopra la traversa. Al 16° risponde la Vibonese che protesta per un presunto rigore. L'arbitro lascia proseguire tra le proteste rossoblù. L'Igea non si scompone, al 17° torna in avanti sfiorando il vantaggio con la cui spallata esce di un soffio al lato. La gara è apertissima e al 24° a passare la Vibonese quando Carnevale pesca Sasanelli in aria, perfetto inserimento e colpo di testa in tuffo che supera Testagrossa. 0-1 e rossoblù avanti. La reazione dell'Igea è però immediata. Al 26° Maltese svetta bene sul corner di Squillace ma trova un super Del Bello a dirgli di no. Il pareggio però è solo rimandato e arriva al 34° quando Squillace aggancia il cross dalla destra di Ses, si libera con freddezza in area dell'avversario e col sinistro batte Del Bello facendo esplodere di gioia i tifosi giallorossi. 1-1 e gara che torna in perfetto equilibrio. Sull'onda dell'entusiasmo l'Igea continua a spingere e al 35° è ancora Squillace a provarci con un sinistro volante, ma questa volta Del Bello è attento e devia in angolo, mentre nel finale di tempo al 44° è Papa Serio a servire Samachè. L'attaccante colpisce di testa ma manda fuori di poco. Nella ripresa non cambia il canovaccio del match, l'Igea continua a fare la partita e al 50° Ferrara prova l'acrobazia su schema da calcio piazzato ma trova la chiusura in angolo di Caiazza. Passano pochi minuti ed è nuovamente Ferrara protagonista con un destro potente che però esce di un soffio alto. I giallorossi spingono, alzano il ritmo e tengono la Vibonese nella propria metà campo. Così al 67° arriva un'altra occasione, questa volta è Cicirello a provarci, costringendo Del Bello all'intervento in tuffo. La pressione cresce, il gol è nell'area e arriva al minuto 75 quando il neo entrato Longo raccoglie il cross dalla destra di Ses deviato da Del Bello e con una spettacolare giocata acrobatica mette alle spalle del portiere, facendo così i Gea Virtus 2 Vibonese 1 e gara ribaltata con i tifosi del Dalcontres che possono esultare. Nel finale i locali vogliono chiuderla ma il destro di Mascari al 94° trova l'ennesimo intervento decisivo di Del Bello. Finisce così, l'Igea Virtus conquista 3 punti preziosi, sale a quota 52 e aggancia il 6° posto a soli 2 punti dalla zona playoff. Senza la penalizzazione i giallorossi sarebbero oggi quarti. Situazione più complicata invece per la Vibonese che resta ferma a 31 punti e continua a lottare nella zona playout a 3 lunghezze dalla salvezza diretta.